un ottimo Verona, insomma, che avrebbe meritato anche qualcosina in più, cosa dice? È stato un primo tempo da incorniciare Vero. mettere sul comò al posto della gondola che si illumina. Poi è chiaro, nel secondo tempo che loro hanno avuto delle occasioni importanti, insomma, Certo. direi che insomma, il pareggio mi sembra una cosa giusta. Ecco, insomma. Però, Bene, Presidente, bene. se Sì. Lasagna, no, nel primo tempo avesse buttato dentro quell'occasione, insomma, forse Lo so, non girare il dito nella piattola perché, È una piaga, perché è stata Sì. un'occasione incredibile. Ma guarda, sì. mi spiace molto per il ragazzo perché si meritava Sì. il gol. Cioè, è come, no? Se tu è da un tot che ci provi con una patacca, no? Ecco, sentiamo. Che proprio c'è il chiodo sì, fisso sì, e lo vuoi vedo uscirci che con c'era quella anche patacca lei. lì, no? Sì. E per un motivo o per l'altro, Che succede? insomma, magari non c'è mai stata l'occasione di trovarvi faccia a faccia e buttarvi Sì. un limone, no? Sì, certo. E magari, sul più bello, quando meno te ne aspetti, tac, Sì. arriva l'occasione. Ah. Arriva l'occasione che stai lì, belli, a un centimetro proprio dalle sue labbra, sei lì per molargli un limone, sul Sì. più bello, l'occasione arriva, e tac, cosa succede? tac. Ti viene un sbuffo No! di broccolo fiolaro, coaglio e porri, capito? No! Allora lei cosa fa? Si mangia subito un pacchetto di Mentos interi senza scartarne, e capito? Gira i tacchi, sale sul motocarro e non la vedi più. È motocarro anche, cioè, È un scusi. po' questa situazione qua che Certo. devo dire che c'è anche un tot di sfighe, ragazzi. È dai, vero, su. è vero. Un colpo sfiora il palo, l'altro ci fa la barba alla traversa, l'altro ci fa le basette all'incrocio di palo, insomma. Sente Presidente, ho un'altra domanda spontanea. No, i Chiesto, tifosi senta. si chiedono se Tudor insomma, resterà in riva all'Adige. Allora, guarda che o in riva all'Adige o nella sponda del canale Camuzzoni, questo non lo so, questo è troppo presto per dirlo. Sì. Capisci un po'? Cioè, comunque una cosa è certa, Sì. comunque. C'è un contratto che si rinnova automaticamente alla salvezza acquisita. Ah. Noi siamo contentissimi dell'Igor, mi auguro che anche lui sia tentato con noi, insomma. Però non si può mai sapere, capito, come vanno lo le so, cose. lo so. È come se tu Sì, Sì, stai, lo bene, sentiamo. Sì. stai bene con una patacca e lei sta Sì. bene con te, no? Sì. Insomma, cioè, almeno così ti sembra a te, no? Tu Sì, sei sì, sereno, sei tranquillo, passate dei bei momenti, Sì. cene, cenette, apericene, aperipranzi, aperimerende, apericolazione, aperisputini. Insomma, con lei fai vacanze di qua, Ok, weekend ok. di là, gli fai fare una vita da rotocalco, che insomma, e quindi pensi cosa vuoi che vada in cerca sta patacca, o no? Vero. È vero. Con me sta da Dio e sei sereno. E invece però. magari sei lì tutto bello sereno. E un giorno magari sei lì che stai trabacando col canotto, stai per mettere il canotto sulla Palio Weekend per andare a farti un bel fine settimana a Punta Sabbioni. Oh. Sei lì che tiri i tiranti, sai quei Sì, elastici quelli che- là che hanno il gancio che se uno magari ti scappa, ti prende qua, ti porta via la ganascia, no? Ecco. Magari sei lì, sei più bello, tac, ti arriva una videochiamata Sì. e lei da uno yacht lungo tutta via Le Piave Sì. e ti dice guarda tesoro, mi sei imprevisto all'ultimo momento, Sì. non posso venire con te a Punta Sabbioni, quando torno ti spiego. ok, Vabbè, dai. E tac e metti giù. Quello che così. voglio dire Sì. è che bisogna Cosa vuol sempre dire? Sì. tenere le antennine belle dritte, Sì. Certo. e fare come i negozi a Natale, Cioè? non dare niente per scontato. Cioè noi ci sta mettendo tutto l'impegno, capito? Bravo, Noi bene. facciamo come nella ricetta con i fagioli con la cottica. Sì. Ce la mettiamo tutta. Lei mi sta diventando un guru come Coelho, lei veramente. Mi sono sempre piaciuti i Coelho e le storie tese. Sì, no, stavo parlando di. Vabbè. Bravi. Invece ci sono tantissimi messaggi per lei. Spero di Sì. non dimenticarne qualcuno perché veramente. Non Allora- dimenticatemi! Esatto. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.